Finalmente facciamo i congressi, che finalmente lasciamo ai nostri militanti la possibilità di scegliere la propria classe dirigente. Lo faremo in tutti gli 8 contesti in cui saremo chiamati, perché noi abbiamo 7 province ma trattiamo Venezia città come una provincia. Iniziamo proprio da Venezia città e da Venezia provincia, dopodiché contiamo di chiuderli per la prima settimana di dicembre in tutto il Veneto, quindi per arrivare poi a fine anno già con una classe dirigente nuova, forte, compatta e pronta per le prossime sfide. Fratelli d'Italia si prepara ai congressi provinciale e comunale che si terranno domenica 12 novembre a Mestre. L'annuncio nella sede mestrina del partito, anche per fare il punto sulla situazione dell'area metropolitana e del comune di Venezia. È un partito che è partito dallo 0, scusate gioco di parole, oggi è un partito che rappresenta il 30% degli elettori, almeno sui sondaggi, e quindi dobbiamo anche essere pronti a tutte quelle grandi sfide che sono le europee e le prossime amministrative. Nella provincia di Venezia abbiamo 16 comuni che vanno al voto. E proprio dalle europee potrebbero emergere i nomi dei prossimi candidati alle elezioni regionali e amministrative. In questo momento ci stiamo preparando a delle elezioni importanti, peraltro con un sistema elettorale proporzionale che sono quelle delle europee, per cui cercheremo di fare una lista credibile con candidati forti che possano rappresentare gli interessi e anche il consenso dei veneti. Per cui vedremo all'indomani delle elezioni europee anche quali saranno i rapporti di forza fra le varie forze politiche e poi piano piano, mantenendo unito il centrodestra, troveremo le soluzioni più importanti e migliori per chi vogliamo rappresentare, che sono i nostri cittadini.